Amici bellini, bentornati, siamo pronti per Castel di Sangro, il nuovo ritiro, che abbiamo i primi convocati, la convocazione, dobbiamo capire chi è rimasto fuori, poi c'è qualcuno che va fuori di sicuro, che è Colisacò, e altre notizie di giocatori che sono, non dico in partenza, però pare stiano arrivando delle offerte. Cominciamo. Allora, bentornati. Ieri ho dato precedenza a calcio fluido perché sono successe delle cose di mercato per altre squadre, non per noi. La Juve si è mossa tantissimo, c'è stato l'Here We Go di Kolo Muani e di Ale Begovic, e là insomma un pochino io ci sono rimasto male perché comunque era un giocatore, non so se pensare Napoli beffato, perché non so quanto ci abbiamo provato, però giocatore forte, giocatore che in Italia secondo me può fare la differenza, quel giocatore alla Alisson Santos, insomma, che punta, che dribbla e che può creare la superiorità numerica in continuazione. Ma andiamo a capire uno dei giocatori che può fare questo, che è Neres. E l'ultima notizia, insomma, che sta girando: il Napoli ha deciso di venderlo e aspetta le offerte. Si è parlato di un Cruzeiro interessato, lui che non ci vorrebbe andare. Dobbiamo capire le cifre e capire anche la situazione Gutiérrez, che là mi fa andare. Lasciate un like così ci spostiamo dalla parte delle liste per aggiornarci prima di tutto sui convocati per Castel di Sangro. Ho cambiato un po' i colori così cerchiamo di essere ancora più efficaci. Conti di Vergara, senza dubbio, Meret, Di Lorenzo, Spinazzola, Politano, che sono i nostri Vivaglia Italia. Poi convocati Savic, Marin, Beukema, convocato anche se sappiamo infortunato, Rachmani, Olivera. Gutiérrez l'ho messo in giallino perché si è parlato di questa offerta del Bayer Leverkusen. Si è parlato insomma di 20 milioni, una cosa del genere, con la risposta del Napoli, dice no, almeno 30-35. Che significa almeno 30-35? Non vorrei che stiamo veramente pensando di vendere Gutiérrez, che è uno dei pochi che ancora ha un'età logica e che pensavo quest'anno insomma ci si potesse puntare, perché c'ha tecnica, perché è fresco, perché piace. A me piace molto Gutiérrez, aveva anche imparato a giocare dall'altra parte, a giocare a destra, e questa cosa qua mi preoccuperebbe un pochino, ma teniamola presente come cosa fake. Pensiamo che sia fake, perché non voglio credere che il Napoli stia effettivamente pensando di rinunciarvi CC. Mazzocchi, Gilmour, Lobotka, Gilmour infortunato ma convocato, Lobotka, Anghissà, McTominay, che abbiamo rivisto in buona forma nel... Non leggo i giornali, non ascolto le radio, non guardo i canali privati, se non qualche porno. Nelle foto che sono girate dei nuovi arrivi, quelli che hanno fatto il mondiale. Quindi abbiamo rivisto Oliver, abbiamo rivisto McTominay, abbiamo rivisto Lang, che sta qua, anche lui convocato, Alisson, Giovane, Neres. Capiamo questa situazione di Neres, convocato ma anche lui infortunato, Lucca convocato e infortunato, Højlund. Poi convocati anche Pugliese, Marianucci, Garofalo, Prisco, Baridò e Pereira, i giocatori che insomma puoi anche pensare di tenere perché sono giovani, non ti occupano posto in lista, possono alternarsi tra primavera e prima squadra, non ti cambia nulla. Fuori lista Buongiorno, che non risulta convocato. Questi tre, Obaretin, Foloruncio e Shedira sappiamo che è stato aggiunto al gruppo perché Lucca è infortunato e perché Lukaku non c'è ancora, quindi per gli allenamenti proprio. Obaretin si parlava del Genoa e Foloruncio ancora non ci sono notizie insomma sulla sua uscita, cioè non si parla di squadre interessate. De Bruyne e Lukaku li abbiamo messi qua perché non risultano tra i convocati, secondo me per una questione proprio tecnica, nel senso che non si devono presentare il primo giorno, visto che sono usciti dal mondiale più tardi degli altri. Ma una notizia che sta girando è che De Bruyne potrebbe anticipare il suo ritorno almeno per la partecipazione insomma ai festeggiamenti, primi festeggiamenti del centenario, e quindi dobbiamo capire cosa si vorrà fare di De Bruyne e di Lukaku. Badiashile lo lasciamo qui
come simbolo di un Napoli che secondo me un difensore centrale lo deve poter fare. Abbiamo parlato ampiamente delle liste, sappiamo che se non prendi un under deve uscire qualcuno da qui per poterlo inserire, quindi lo mettiamo come simbolo, come esempio. Potrebbe non essere lui, io preferirei che non sia lui, però andiamo avanti. E le uscite: Juan Jesus Elmas fuori, quelli definitivi Zerbin, Colisacco è la novità, si parla di 1 milione, buono, lo metti dentro, va benissimo. Ambrosino in prestito, Ferrante, Turi, Asa, Davino, Vigliotti, Rao, anche qua ci hanno fatto sapere dovrebbe essere un prestito secco di 1 milione, ma non conta tra i prestiti perché è un under. E poi da piazzare Iaccarin, Lindstrom, Sgarbi, Cioffi, Caiuste e Ngonghe, che non figurano nemmeno tra i convocati di Castel di Sangro, e sono tutti giocatori che sono over oramai. Il famoso giovane Iaccarino, il giovane Sgarbi, il giovane Cioffi non sono più giovani, quindi non sono nemmeno più tanto utili per le liste per la primavera. Li devi piazzare da qualche parte, altrimenti li tieni, non li puoi mettere nella lista e ti occupano solo posti nel costo del lavoro della squadra, che è il problema principale, perché dobbiamo capirci, non è un problema che il Napoli non ha i soldi per poter fare il mercato. Il Napoli le riserve ce le ha, è un problema di fatturato, cioè rispetto a quello che il Napoli fattura ogni anno hai un limite di quello che puoi spendere come costo del lavoro allargato, e quindi non ti puoi muovere se non abbassi il costo dell'intera rosa. Sotto questo punto di vista è chiaro che giocatori pesanti come Ingaggio, come Lukaku, come De Bruyne sembrano più fuori che dentro in un'ottica di una squadra che deve essere assolutamente sostenibile per una questione proprio di regolamenti UEFA anche. E la UEFA, poi ci ricolleghiamo al discorso della UEFA che vorrebbe probabilmente boicottare quello che sta facendo la FIFA per rendere il mondiale anche privatizzato. Stanno succedendo delle cose incredibili che approfondiremo appena le notizie saranno più precise, perché non voglio dire stupidaggini. È veramente roba da chiudere tutto, perché privatizzare, ne parleremo in uno dei due canali, dipende da quelle che saranno le notizie che usciranno. Ho anche ascoltato la conferenza la congiunta di Mancini, quella là a pagamento, che si doveva pagare 500, lasciate il like, che si doveva pagare 500 euro così, però poi la mettono comunque online, e quindi ho potuto sentire Mancini, Ranieri e Malagò veramente supercazzole di grandissimo livello da parte di Malagò, che ne ha detta una dietro l'altra, ed ero tentato da fare un approfondimento, ma non c'è fretta su quella situazione là, perché mi segno tutto e poi quando ci sarà da parlare anche di campo e di quelle proposte che faranno per migliorare il calcio italiano ne parleremo. Ora, a proposito delle voci sulle uscite, rispostandoci, li mettiamo un attimo in campo per capire questi sono quelli che verranno a Castel di Sangro. Teniamo qui i 3, vedete in alto a destra, 3 che dovrebbero far parte della prima squadra ma che non vedremo per subito per motivi diversi: Ngonghe, Caiuste, Lindstrom e quelli. Lindstrom si è parlato dello Schalke, aspettiamo che insomma ci sia un affondo, ma dovrebbe essere ceduto, per questo non lo vedono convocato. Gli altri: Shedira, Højlund, Lucca, Politano, Neres, Giovane, Lang, Alisson Santos, Pereira, McTominay, Vergara, Baridò, Prisco, Gilmour, Lobotka, Anghissà, Foloruncio, Mazzocchi, Di Lorenzo, Marianucci, Beukema, Rachmani, O'Baretin, Rafa Marin, Olivera. E questo Olivera, se poi si sposta terzino, prendendo il posto insomma di Garofalo, e se Gutierrez esce, la paura che sento strisciare nell'aria dell'ambiente dice: tu ti vendi Gutierrez però non lo sostituisci con nessuno, sposti Olivera di nuovo terzino insieme a Spinazzola e puoi pensare anche di utilizzare Mazzocchi a piede invertito di là, perché tanto Di Lorenzo non le deve giocare tutte. E quindi questa è un po' la paura che io vorrei scongiurare in città, perché non si può pensare di vendere un giocatore talentuoso come Gutierrez e di non sostituirlo, anche perché Olivera in questo momento è chiamato a fare sembra quasi che sai poco. Allora, fare il centrale se non ne prendiamo un altro, e stesso dicasi per Neres, che se viene venduto e viene tra virgolette sostituito con Giovane, io capisco che Neres non rappresenti una certezza per una questione fisica, per una questione proprio di integrità, quante te ne gioca, in che stato di forma te lo ritrovi, però
io pensavo di far posto a nuovi acquisti liberandomi delle famose scartine di 2-3 anni fa, i vari Ngong, i vari Lindstrom, eccetera, eccetera. Se cominciamo a toglierli dalla squadra, quello che era considerabile la prima squadra, diventa un pochino complicato stare dietro al resto delle squadre che in Serie A, bene o male, si stanno cominciando a muovere con qualche acquisto. Poi vanno valutati, bisogna vedere che impatto avrà. Però sai, la Roma ha preso Castro, adesso sta prendendo il difensore greco e si parla comunque di un esterno che è una loro priorità. Juventus sta mettendo a posto l'attacco, il Milan ha speso tra Ghila e Gonzalo Ramos, l'Inter sta puntellando, il Como sappiamo che parte con questa idea di aggiungere giovani che riesce a far performare. Insomma, aumentano poi quelle che saranno le pretendenti per il primo, dal primo al quarto posto, e il Napoli non può, secondo me, rimanere con una squadra che è la stessa degli anni precedenti, con un anno in più, e che anche negli anni precedenti una volta hai vinto lo scudetto, una volta sei arrivato secondo, ma un po' in affanno, con grandi difficoltà. E prima, avendo Conte in panchina, tu dici io lotto per quelle posizioni là. Adesso mi è sembrato un ridimensionamento generale, ma anche a livello di aspettativa, perché se non c'è la fiducia in Allegri, qualcuno ce l'ha, qualcuno dice no, Allegri è garanzia di lottare per lo scudetto, altri dicono di no. Però io metterei la luce su quella che è la rosa, perché se non ho una grande fiducia che Allegri prenda dei giocatori, li trasformi e li faccia rendere al massimo, e la rosa deve essere all'altezza di prendere iniziative, di risolvere alcune partite da solo. In questo momento questa rosa qua la vedo un po' sempre un po' di bazzo. Anche per quanto riguarda gli acquisti, stanno girando voci di una Juventus che si inserisce anche su Favasoli, che era uno dei pochi che, insomma, vista anche la procura, potevamo prendere, visto che è un under, non si prendono pure niente. È una giornata di interlocuzione che ci porta a Castel di Sangro, dove potremo sicuramente analizzare un pochino di campo, vediamo insomma di seguire chi è presente sul loco per parlare di tattica, di moduli, di piano gara, perché a livello di mercato possiamo toglierci poche soddisfazioni quest'anno. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, non vi preoccupate, secondo me Gutierrez e Neres sono, oddio, io spero che Gutierrez sia una fake news. Su Neres vediamo se qualcuno effettivamente ci casca.